Il prefetto di Agrigento ha predisposto attraverso un suo comunicato inviato ai sindaci della provincia che chi è stato nei comuni a rischio del nord lo deve comunicare tempestivamente alle autorità sanitarie, riprendendo così i dettami di un decreto ministeriale sull'emergenza coronavirus. Gli individui che dal 1 febbraio, afferma il prefetto Dario Caputo, sono transitati nei comuni di Bortonico, Casal Pusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno in particolare, Fombio, Maleo, San Floriano, Samaglia, Terranova del Passerini in Lombardia e Vo in Veneto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento della Prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini dell'adozione delle misure necessarie, ivi compresa quella della permanenza domiciliare con sorveglianza. Intanto lo stesso Ministero della Sanità ha comunicato i 10 comportamenti da seguire per una giusta prevenzione: lavarsi spesso le mani, evitare contatti ravvicinati con persone che soffrono di infezione respiratoria, non toccarsi naso, occhi e bocca con le mani, coprire la bocca e il naso se si starnutisce o tossisce, non prendere farmaci antivirali né antibiotici se non prescritti obbligatoriamente dal medico, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, usare la mascherina solo se si sa di essere malato o si assistono persone malate. I prodotti e i pacchi ricevuti che sono made in Cina non sono pericolosi. Contattare il numero verde 1500 se si ha la febbre o la tosse o se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. Infine c'è da dire che gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. E sempre restando in tema di coronavirus, con una lettera inviata al sindaco della città di Agrigento e messa a conoscenza del prefetto, le organizzazioni sindacali, gli albergatori agrigentini aderenti a Confcommercio, Confesercenti, Consorzio Turistico, chiedono un'immediata convocazione del tavolo di crisi del turismo. Nella lettera si evidenzia come a seguito dell'evoluzione sfavorevole della situazione sanitaria nazionale, alle misure del Consiglio dei Ministri volte al contenimento e alla non diffusione del coronavirus, ma soprattutto alle negative ripercussioni economiche che si sono già registrate dopo la decisione di annullare l'evento del mandorlo in fiore, che ha fatto precipitare repentinamente la situazione, con annullamenti non solo legati al mandorlo, ma anche per i mesi a venire. Situazione questa che certamente non lascia presagire nulla di buono per la stagione che tutti aspettavamo, al fine di riattivare i contratti con i lavoratori che ora sono seriamente a rischio. Nel frattempo l'ASP di Agrigento ha convocato un tavolo tecnico permanente per fronteggiare i rischi potenziali legati all'infezione da coronavirus. Il direttore generale Mazzara e il direttore sanitario Mancuso hanno chiamato a raccolta i direttori dei 7 distretti sanitari, i direttori sanitari dei presidi ospedalieri provinciali, ma anche il rappresentante dell'ordine dei medici, dei farmacisti, del 118, oltre che diversi dirigenti e direttori di servizi aziendali competenti per ambito disciplinare. L'obiettivo è quello di fornire indicazioni operative sulle strategie già adottate e su quelle da porre in essere per fronteggiare efficacemente ogni necessità, secondo quanto disposto dalle linee guida ministeriali in materia di azioni di contrasto al Covid-19. Il tavolo tecnico ha delineato l'importanza della cooperazione attiva tra i professionisti ospedalieri del territorio al fine di fare squadra attraverso la condivisione di protocolli operativi al dialogo continuo. In quest'ottica è certamente fondamentale il confronto sinergico avviato con tutte le organizzazioni e gli organi competenti. Nel corso dell'incontro è emerso altresì come l'ASP di Agrigento sia già orientata a gestire rischi potenziali e pronta a ottimizzare al meglio le proprie risorse umane e strutturali, sia ricettiva a ogni indicazione ministeriale. Intenso e certamente produttivo è il dialogo che i vertici aziendali stanno conducendo giornalmente con la Prefettura di Agrigento, con le autorità locali. Al centro vi è la tutela della salute dei cittadini, chiamati anch'essi a cooperare attivamente attraverso le note pratiche di buona condotta igienico-sanitaria e l'invito a non sovraffollare gli ospedali, riducendo le visite a parenti e familiari ricoverati nei vari reparti.